Colpo in piena notte, quando il distributore è chiuso, la strada è deserta e la cassa è piena. Un furto che fa venire voglia di mollare tutto ad Elio Quaia, gestore dell'area di servizio Agip di Budoia lungo la provinciale che conduce a Roveredo in Piano, perché di fronte ad assalti simili, opera di una banda specializzata, secondo i riscontri dei carabinieri, gli esercenti possono solo alzare le braccia, arresi davanti a una delinquenza che in tempi di crisi riesce a portar via tutto l'incasso, così senza neanche il fastidio di esporsi a occhi, orecchie indiscreti. Io abito vicino. Abito lì eppure non abbiamo sentito assolutamente niente. Sono cose che ti fanno star male. In un momento imprecisato fra le 12:30 di sabato e le 7 di stamattina, ma con ogni probabilità nel cuore della notte scorsa, i malviventi hanno trapanato il forziere della colonnina self-service, un lavoro di fino stando ai rilievi dei militari della stazione di Polcenigo, dipendente dalla compagnia di Sacile. Nessuno ha disturbato i furfanti, mentre scardinavano la lamiera e si impossessavano dei 3.000 euro custoditi all'interno, i guadagni del fine settimana. Se non fosse per i debiti, da mollare tutto veramente e scappare. La zona carburanti non è protetta dalle telecamere, il costo dell'impianto era troppo alto per il titolare. L'Ascon ha detto che mettono dei soldi per queste cose, speriamo che si possa mettere quelle, ma i carabinieri mi hanno detto che non si conclude niente lo stesso perché tirano il cappuccio su, cioè ormai è gente preparatissima, sono professionisti, no?